Questa è la Serie B-Win. Allo stadio Menti di Castellammare di Stabia, al settimo turno del campionato Serie B-Win, propone Juve Stabia Padova, due realtà diametralmente opposte, con Pea che dopo un leggero sbandamento pare aver trovato il suo equilibrio e si candida ufficialmente tra le favorite di questo campionato. Torna invece sulla panchina delle Vespe Braglia, squalificato nella sua Grosseto, con l'imperativo di rialzare la testa ai suoi e la classifica. Al terzo minuto subito il Padova beneficia di un calcio di punizione, la distanza è notevole dalla battuta Cutolo, il colpo di testa di Cuffa, il palo. Inizio shock per i padroni di casa che rimangono fermi a guardare, ma Erpen sveglia subito i suoi al 10° minuto. Il sinistro a mezza altezza dalla distanza obbliga Anania a una bella parata. Al 19° minuto è ancora Erpen capace di rompere gli equilibri, a provare una traiettoria insidiosa dentro l'area, il sinistro, pallone che si spegne sul fondo. 4 minuti più tardi ancora Erpen sarà protagonista però di un assist, questa volta Mbakogu, involato lo stop prima di petto, il destro potente, ravvicinato, capisce il tempo ancora Anania, ma un minuto più tardi proprio l'estremo difensore del Padova combina un pasticcio, perde letteralmente la testa, prima viene ammonito ma poi arriva il rosso diretto, parole eccessive nei confronti di Baracani che non ha nessun dubbio, estrae il cartellino rosso e Padova in 10 uomini. Padova con un cambio obbligato, fuori Faria, se in porta ci va Silvestri. Al 27° Muro lo salta più alto di tutti. Che momento per i campani, è un vero e proprio assedio, ma allo scadere il pericolo per la porta di Nocchi lo porta Zeduardo. La conclusione esce davvero di un soffio, poteva essere il suo primo gol in Italia, invece finisce 0-0, un primo tempo con il Padova che nonostante l'inferiorità sta gestendo bene il campo. Anche nella ripresa la Juve Stabia attacca con Mezzavia 4 minuti dopo l'inizio del secondo tempo. Al 54° Mbakogu punta due uomini, palla in mezzo, Erpen al volo ci prova ma non trova la soluzione voluta. Break del Padova al 55° è il Diablo Granoce, respinge Nocchi con tanto di sicurezza. Erpen, Mbakogu ancora, il nigeriano con proprietà del Padova ci prova. 4 gol per lui, l'ultimo proprio con il Padova. 59°, Mezzaviglia ancora, e il destro, palla che si accomoda fuori di poco dalla porta difesa dall'estremo padovano. 62°, Mezzavia sugli sviluppi di un calcio d'angolo, colpisce di testa, la traversa. Che occasione, palla che poi esce, il Padova scompare tra le occasioni dei padroni di casa che hanno la sua realizzazione 2 minuti più tardi con Mbakogu che approfitta della passiva incerta lettura della difesa, una palla scolastica, si sblocca la partita ed è vantaggio Juve Stabia. Rivediamo il gol di Mbakogu pronto ad approfittare, colpo di testa e portiere battuto, però la sfortuna perché proprio Mbakogu deve lasciare il campo, al suo posto a Gay, sfortunato, problema muscolare. Al 72° Baldanzeddu ammonito, il fallo su Zeduardo, e al 92° proprio lo stesso Baldanzeddu si fa espellere. 10 contro 10, ci crede il Padova che ha ristabilito la parità numerica, ma i punti passa la Juve Stabia che porta a casa un 1-0 importantissimo che vale la prima vittoria stagionale. Il Padova dopo 2 vittorie cade invece e ferma la sua corsa.